Fidarsi di Dio è il segreto per percorrere con gioia il cammino della vita. Fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. E in questo modo qui sono andato avanti. Per vivere bene la vita ci vuole entusiasmo. Cioè darsi ragione di quel che faccio. Non è facile. Possono capitare anche le crisi, però approfondire la crisi si fa presto, ma capire la ragione della crisi è un po' più difficile. In 70 anni di vita sacerdotale le crisi, quindi lei le ha affrontate così, approfondendone le cause. Approfondire le cause e pensare a chi mi ha chiamato, perché la vocazione è un dono. Se riesco a fare qualcosa di bene, di chi merito? Di quel di sopra. Tutto sta lì. E che si pensa poco a quel di sopra. Si pensa al fare. E un po' questo è la crisi che hanno un po' anche i diocesani. Il fare, ma prima bisogna essere. Il fare segue l'essere. E allora no, ci vuole una buona dose di umiltà. Non credersi chissà che cosa. La crisi non è della persona, è la crisi della comunità. Ed è un guaio. L'importante della vita consacrata è la comunità. Ma perché? In quanto la comunità è segno dell'amore trinitario di Dio. La vita consacrata è l'autorizzazione di questa carità, di questo amore di Dio trinitario. Ma dove si realizza? Nella comunità. Quindi quando uno fa una programmazione, la deve essere approvata da tutta la comunità. Non vado io per conto mio.